Nell'anticipo della 21esima giornata del girone C di seconda categoria va in scena a Busalla il big match tra l'Isolese terza in classifica e la capolista Torriglia. Padroni di casa chiamati all'immediata reazione dopo il passo falso con la stella sestrese. Torriglia invece alla ricerca del terzo successo consecutivo per rendere sempre più solida la propria leadership in campionato. A partire a sirene spiegate sono i padroni di casa con questa manovra architettata dal tandem Savaia-Alessio Repetto, rifinita di lusso dal tacco di stumpo per Daga, la cui conclusione viene impattata da un difensore ospite prima che lo stesso numero 9 ribatta tra le braccia di Bernini. Al 18° minuto, al termine di un'azione convulsa con il cross di Rivara respinto con affanno da Bernini, il rimbalzo è di Daga per il sinistro di Savaia che rompe così l'equilibrio della gara. Il break timido ospite è tutto in questa torsione aerea di Verducci azionato da Avanzino. Contro break dei padroni di casa con Savaia che si mette in proprio, ma il suo sinistro viene ben controllato da Bernini. È però questo l'avviso ai naviganti che anticipa il raddoppio dell'Isolese datato 24esimo con Morando che con questo lob sorprende l'estremo ospite che non accenna neppure al tentativo di parata. Padroni di casa straripanti che sfiorano il terzo sigillo al 34esimo con questo esterno sinistro di Tidia da quasi 30 metri. L'esito non è lo stesso, sfiera che ulula a non più di un metro alla sinistra di Bernini. Con gli stessi 11 per parte inizia la ripresa e le immagini di Simone Maggi ci proiettano direttamente al minuto 14 con il tiro cross velenoso di Avanzino sbanacciato in corner da Cantone. 4 minuti dopo, a seguito del contrasto tra Pestarino e l'estremo di casa in uscita, Verducci cerca la porta in difesa trovando solamente l'esterno della rete. Su un filtrante al minuto 23 la difesa di casa si fa trovare impreparata. Barbieri riesce ad entrare in area in percussione venendo agganciato da Balbi. Rigore ineccepibile e ammonizione per il difensore, esecuzione chirurgica dello stesso Simone Verducci. Non basta l'intuizione di Cannone, sfera in buca d'angolo e gara completamente riaperta. Gli ospiti non riescono più però a produrre nulla di concreto sino al 45esimo, allo scoccare del 90esimo, quando Barbieri all'ultima occasione per regalare un pareggio che sarebbe davvero ossigeno puro visto il doppio svantaggio con cui si era conclusa la prima frazione, ma la sua conclusione viene inghiottita a terra da Cannone. Cade la capolista in quel di Busalla per mano di un isolese che ha sbranato, ha dominato l'avversario, specie nella prima frazione terminata con il doppio vantaggio. Nella ripresa il Torriglia è riuscito a dimezzare lo svantaggio per mano di Verducci, ma non è riuscito successivamente a creare particolari problemi a Cannone. A questo punto campionato più aperto che mai, il Torriglia a 5 giornate dal termine deve guardarsi le spalle senza particolari assilli, mentre l'Isolese si candida tra le principali concorrenti nella rincorsa al primo posto.